Angelo, siamo arrivati a 109 anni. Com'è per lei questo compleanno? Che cosa è? Bellissimo, bellissimo. Lei è qua con tanti amici, è contento di essere qua con gli amici, il sindaco, le figlie. Benissimo. Come si fa ad arrivare a 109 anni? Che ricetta ha? Arrivare, ci vuole pazienza. Non vuoi aspettare, non vuoi aspettare. Ci vuole pazienza e essere sempre di buon umore. È importante, sì. E allora si vive tranquilli. Quali sono i suoi passatempi? Che cos'è che le piace di più fare durante la giornata? Come? Cosa le piace di fare di più durante la giornata? Non mi sento bene. Quali sono le sue passioni? Le piace cantare, leggere? Ci dicevano le figlie. Ah, Dio, non arrivo a intuire. Cosa fai durante il giorno? Come? Cosa fai durante il giorno? Oh Dio! Canti? Balli? Cosa fai? Fa delle questioni con l'Angela qua, guarda che è la festa dell'Angela ancora, guarda. Perché la festa dell'Angela? Qualcosa, c'è qualche tratta con lei qua, ma insomma, va tutto tranquillo. Domenica comunque si fa festa Sì. qua a Rua di Feletto, Domenica, bene, allora avranno dei ricordi enormi, Sì. no? A chi mi ha visto. Certo, sicuramente rimarranno dei bellissimi ricordi per lei, per chi sarà con lei, vero? Questo è interessante, perché come a dire una stupidaggine, e poi sotto niente da fare. Bisogna stare tranquilli e essere sinceri sempre con tutti. Ecco, quindi questa è la ricetta di nonno Angelo, star tranquilli, essere sinceri E pazienti. e essere pazienti, e quindi c'è una chance in più per arrivare a 109 anni, giusto? Ecco. Allora tanti auguri per questo compleanno, tanti auguri. Buon compleanno, grazie. Grazie a tutti, Dio.